Si chiamava Frank Ameillot, il ragazzo 25enne recuperato cadavere dalla canaletta dell'isola Menia in Prato della Valle a Padova. Era nato in Ghana e dal 2017 era arrivato in Italia ed era in attesa del riconoscimento dello status di richiedente asilo. Non ci sono ancora certezze sulla sua morte, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Il pubblico ministero, Luisa Rossi, ha disposto quindi l'autopsia sul cadavere del 25enne per capire cosa abbia portato la morte. Forse un malore, forse una distrazione, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche il gesto volontario. Il ragazzo, seguito per diversi mesi dai servizi sociali del comune di Padova, era stato supportato nel suo percorso di inserimento. Aveva infatti un lavoro e un alloggio nel veneziano. Era arrivato, poco più che maggiorenne, nel nostro paese in cerca di un futuro migliore. Incappato nel giro del lavoro nero, era stato aiutato da una cooperativa che insieme al comune di Padova lo aveva aiutato a trovare un impiego in un albergo di Caorle. Era rimasto residente nella città del Santo però che frequentava abitualmente. Resta da capire perché non abbia fatto ritorno nel veneziano e perché avesse deciso di passare la notte in Prato della Valle. Anche l'amministrazione cittadina, per voce dell'assessore Margherita Colonnello, ha espresso il suo cordoglio per la morte del giovane. Siamo molto scossi per quanto accaduto, ha detto Colonnello. Si trattava di un ragazzo fragile che abbiamo cercato di accompagnare al meglio possibile. Toccherà ora agli inquirenti capire le dinamiche di questa tragedia.